Ainardo da Vigo e il suo mistero. Come nella più classica delle vicende medievali, storia e leggenda si legano profondamente, tanto da non distinguere più la prima dalla seconda. Nel 1338, Ainardo, figlio dell'ultimo podestà del Cadore da parte dei Da Camino, viene nominato nel comitato che redigerà lo Statuto Cadorino. Ainardo amministra e riscuote le decime locali e a seguito dei nuovi rapporti di dipendenza del Cadore alla Corinzia lo portano a instaurare e mantenere rapporti amministrativi e politici con le località tedesche. In un suo viaggio nella terra di Corinzia conosce Margherita di Leisac, che poi diverrà sua sposa. In una notte fredda e tempestosa, ospite dei nobili di Leisac, si racconta ebbe una visione della storia e del martirio di Sant'Orsola, molto venerata in quella località. La leggenda racconta che la santa chiese ad Ainardo di sposare Margherita e di erigere a Vigo una cappella a lei dedicata. Al risveglio rimase turbato da quella visione, ma fece solenne promessa di adempiere alle richieste della santa. Come prima cosa sposò Margherita e al suo ritorno a Vigo commissionò la costruzione di una cappella. Preso però dagli obblighi politici e amministrativi, trascurò la costruzione della chiesetta, dividendo la sua residenza di Vigo con quella di Serravalle di Vittorio Veneto per motivi politici ed economici. In Serravalle, si racconta, ebbe nuova apparizione in sogno della santa che lo richiamavano alla sua promessa riguardante la costruzione della cappella. Tale fu il turbamento indotto dalle visioni che Ainardo finì per ammalarsi e così nel 1346 egli redasse il suo testamento, nel quale dichiarò di voler essere sepolto nella cappella di Vigo o temporaneamente, nel caso in cui questa non fosse ancora ultimata, nella chiesa di Sant'Andrea di Bigonzo. La leggenda racconta che Ainardo morì poco tempo prima della conclusione dei lavori della cappella dedicata a Sant'Orsola, senza compiere in vita il volere della santa. Ainardo venne seppellito nella cappella di Vigo, ma la leggenda racconta che le Anguane, che vivevano nei boschi circostanti, saputo della inadempienza di Ainardo verso la solenne promessa fatta alla Sant'Orsola, lo disseppellirono, trafugandone i resti mortali che dispersero nei boschi circostanti di abeti. La leggenda racconta che dove furono disperse le sue ossa, gli abeti si trasformarono in larici, unico albero di aghifoglie, in cui gli aghi in autunno cambiano colore, virando dal giallo oro, simbolo di nobiltà e ricchezza, al rosso scuro, simbolo del martirio di Sant'Orsola, prima di cadere in segno di dolore. Ancora oggi, nelle notti invernali, al cadere degli aghi dei larici, qualcuno dichiara di sentire una voce maschile levarsi dai boschi. È la voce di Ainardo, che chiede perdono e vaga per i boschi, cercando le Anguane.